15ª edizione della Crociera della musica napoletana. Siamo qui con Fabrizio Fierro, che stasera si esibirà con il figlio Aurelio Fierro Junior. Che spettacolo avete preparato per noi stasera? Abbiamo preparato uno spettacolo in onore dei 100 anni dalla nascita di mio padre, che sono stati il 13 settembre scorso. Qui quest'anno, nel 2023, sono giusto 100 anni dal 1923, il suo anno di nascita. Uno spettacolo che rievoca la sua carriera, i suoi più grandi successi, cantati da me e da Aurelio, e anche poi dalla sorpresa partecipazione di amici, eccetera, eccetera. È la prima volta che vi esibite su una nave da crociera e portate la musica napoletana in giro per il mondo. Vi emoziona questa cosa? Beh, certo, abbiamo cantato in giro per il mondo, ma sempre con l'aereo siamo andati. È la prima volta che lo facciamo su una nave, è la prima volta che io salgo su una nave da crociera, devo dire la verità, è bella, è troppo grande, però si cammina a pene come non ho mai camminato in vita mia, però è un'emozione essere qui, è un'emozione essere in quel bel teatro e con tanta gente che viene ad ascoltarci. Grazie Fabrizio. Grazie a te.